strada per giungere a Vedanova era una pista in terra, sino al 1959. C'era una scuola, mica come ora, c'era mica cantina. Quelli che venivano dei paesoli e venivano a mano con i musetti, e se ti pigliavano l'acqua piovendo, stavano a giornata troscia. Noi, i zittiti che facciamo un fuoco, c'era un legno e accendiamo un fuoco a mano e avevamo mica acqua in casa, anche poco fuori, c'è giusto la fontana. E voilà, donc, erano altri tempi, erano i tempi duri. Ma è un'altra maniera di vivere. Eravamo entro noi, ci amusavamo, andavamo, sovente diamo un colpo di mano ai nostri parenti che erano i pastori, che sono stati di paese erano i pastori, non mica altre cose. Erano i pastori, donc cioè ancora dalle capre, dalle vacche, cioè rientra a sera, cioè rientra leggi, sarai vitelli, tutte le cose. Mi è campato così, sortiamo dalla scuola, cioè andavamo da un colpo di mano. Ma erano contenti, ci accontentavamo di poco e il paese era una grande famiglia, tutti insieme. Voilà. Non c'è più solidarietà, perché tutto il mondo scambia, le generazioni hanno scambiato, e poi nei paesi che prima avevamo un mare accanto, è diventato qualcosa di importante, che prima non era mica un mare, non era mica tanto importante. Era piuttosto giusto andare un po' a pescare, ma boh, stava qui. Avevamo donc un mare, donc un litorale, e poi siamo pronti accanto a ghiaccio. Oggi sono più pastori, ce n'è più 2 o 3, ma con altri lavorano o sono ritirati o lavorano nella città da ghiaccio, dunque partono a mano e rientrano a sera. Donc è un'altra vita. Oggi quando si riflette, poi essere perché hanno invecchiato, ma mi dico che campare come io ho campato nei tempi, quando ero giovane, senza acqua, senza comodità, un po' di più campare così. Cioè mica scordarsi di non si viene, cioè sta a parte, sicuro, ma sta ciò che non sembra.